Quale futuro per i distretti? Che feedback vi aspettate dalla regione? La regione ha iniziato un dialogo con tutti i distretti sono profondamente diversi gli uni dagli altri. Il nostro è un distretto che non può essere confinato in tre comuni e difatti noi diamo servizi anche ad aziende assolutamente esterne ai nostri tre comuni di Reana, Udine e Tavagnacco. Secondo me il distretto in generale va ripensato, si parla di cluster, però attenzione, soprattutto in questa regione le aziende hanno bisogno tantissimo di relazioni nuove, di reti nuove, dove il digitale è indispensabile per poter guardare al futuro e competere con territori che già questo l'hanno capito. Sdovania e Carinzia, vicino Veneto, sono all'avanguardia dal punto di vista digitale. Come mantenere l'eccellenza per quanto concerne questo settore anche in Friuli Venezia Giulia? Bisogna puntare, come sta facendo di Tedi, su due aspetti. Il primo è la cultura, quindi cercare di aumentare la cultura digitale delle persone e del territorio. L'altra è quella di mettersi in rete, quindi il Fasin di Vessoi è finito, ora è l'unione fa la forza. Dobbiamo fare in modo che le nostre aziende, che hanno meno di 10 dipendenti o fatturano meno di 2 milioni e mezzo di euro, si mettano insieme tra di loro per competere su commesse molto più importanti o su mercati più competitivi che sono i mercati esteri. Carenza e Slovenia ci spaventano, ma non così tanto. L'analisi che abbiamo fatto dimostra come le aziende stanno crescendo, il fatturato sta aumentando, aumentano il numero di addetti impiegati, stanno riducendo anche l'indebitamento. E la cosa più incredibile che ne viene fuori è appunto che nel momento in cui queste aziende aumentano per dimensione, aumenta anche la redditività che hanno. La cosa che lamentano di più le aziende è la connettività. Da questo punto di vista di Tedi è abbastanza all'avanguardia perché già nel 2009 ha posato una dorsale di fibra ottica che taglia 3 zone industriali tra Reana, Tavagnacco e Udine e che oggi permette a oltre 600 aziende di fornire di servizi in banda ultralarga.